Oggi, 29 gennaio 2014, Confartigianato Taxi del Veneto e CNA Veneto Taxi hanno siglato un protocollo d'intesa che rilancia l'azione sindacale comune di queste due organizzazioni nell'ambito delle nuove tecnologie, dei rapporti con la regione e delle iniziative che possono mettere in piedi per sviluppare il settore in questo momento di forte crisi. Questo protocollo che cosa intende fare? Ma oggi inizia un nuovo percorso di collaborazione con l'Associazione Artigiani Gemella della CNA. È un percorso che ci ha visto fare delle proposte sul settore innovative che ci hanno portato a esempio e a modello per l'Italia e per l'Europa attraverso la creazione del numero unico, attraverso alcuni atti di indirizzo regionale che hanno delineato un settore flessibile, un settore in grado di offrire servizi innovativi all'utenza. E quindi questo processo iniziato alla fine degli anni 90 con questo protocollo d'intesa intende proseguire intercettando quelle che sono le necessità del mercato. La tecnologia oggi ci impone delle scelte e queste scelte impongono una categoria che in qualche modo dia delle risposte. Da questo punto di vista lavorare assieme crea condivisione e la condivisione è il mezzo in cui in questi anni abbiamo in qualche modo ottenuto dei risultati. Rafforzare questo vuol dire avere delle speranze per un futuro che comunque si presenta quantomeno complicato. Non può essere affrontato con dei no o con lo sguardo rivolto al passato, dobbiamo in qualche modo guardare al futuro con fiducia, consapevoli delle nostre capacità, della nostra forza e che le nostre proposte comunque alla fine hanno trovato sempre un riscontro positivo. Confartigianato e CNA del Veneto hanno fatto Radio Taxi Veneto con un numero unico e quindi un progetto tecnologico che vi ha messo insieme. Però diciamo che ha bisogno anche questo di un rilancio, di nuove opportunità. Per andare avanti la tecnologia oggi è una tecnologia che è aterritoriale, diciamo noi, nel senso che non ha più un confine ben preciso. Di questo i colleghi devono essere consapevoli e quindi noi in un mondo che cambia, una tecnologia che è sempre più rivolta al mondo, dobbiamo avere gli strumenti per intercettare la potenziale domanda e fare in modo che si rivolga ai nostri servizi che comunque sono di qualità e professionalità adeguata grazie anche a una politica dell'ente regolatore, in questo caso regioni, comuni e province, che ha sempre tutelato, privilegiato questi aspetti e che noi abbiamo condiviso. Ha parlato della Regione, questo protocollo vi impegna a coinvolgere anche maggiormente la Regione Veneto sulla vostra attività? La Regione Veneto è sempre stata sufficientemente attenta al settore, con questo protocollo d'intesa andremo ancora una volta più a rafforzare questa proposta, questo modo di lavorare, confidando che in quanto ente deputato a legiferare sul settore adotti quei provvedimenti che ci consentano di affrontare il futuro.